Eccoci qua nuovamente, come dicevo tantissime le categorie professionali che sono coinvolte. Noi quest'oggi vogliamo fare un approfondimento e rivolgerci in modo particolare ai tantissimi artigiani nei vari settori. Allora abbiamo il piacere di avere con noi virtualmente in studio, siamo collegati con il segretario regionale della CNA, nonché direttore Matteo Ribon. Grazie di essere qui con noi, direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Allora, ci racconti un attimo, questo decreto Cura Italia si prende cura anche dei tantissimi artigiani, partite IVA, delle varie categorie sufficientemente, in qualche modo li vede coinvolti oppure no? Abbiamo fatto una valutazione e potrei definirla così. Questo decreto serve per vivere, il prossimo dovrebbe servire per sopravvivere. Ah, cosa vuol Perché? dire? Vuol dire semplicemente che in una fase di emergenza, come quella sanitaria che stiamo vivendo, il decreto interviene con un'azione di bendaggio su tutta una serie di situazioni che sono sempre in condizioni di emergenza. Ci sono diverse imprese che sono chiuse per effetto del decreto. Ad oggi le imprese del Veneto dei settori vari, compreso l'artigianato, che sono chiuse sono circa 106.500. Caspita. Tenete conto che in Veneto ci sono 433.000 imprese registrate. Di queste 433.000, 124.000 sono le imprese artigiane. Okay? Quindi vuol dire che abbiamo un numero molto alto di imprese che sono chiuse a causa del decreto, dei decreti ministeriali, oppure parliamo dei DPCM che sono intervenuti nel corso degli scorsi giorni, e altre che purtroppo non sono più in grado di andare avanti e che sospenderanno l'attività nei prossimi giorni, perché chiudere è un termine brutto. Sospendere l'attività è un termine più preciso, però Sì. questa è la situazione, Ecco, anche perché, come avete visto, le misure di sicurezza che vengono richieste in una fase così delicata dal punto di vista sanitario sono sempre più elevate, e quindi per le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, non è possibile rispettare questi standard, e quindi preferiscono chiudere piuttosto che rischiare di avere problemi in seguito. benissimo, appunto, primo step. Allora spieghiamo un attimo. Queste misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori, per la tutela degli eventuali fruitori dei servizi, beni che vengono forniti da questi professionisti dei vari settori, poi magari si ci fa anche un esempio dei vari settori, ne abbiamo avuto tante mail, per esempio del settore dell'estetica, parrucchieri, poi ci hanno scritto ristoratori, un po' veramente categorie le più svariate, dicendo parlate anche di noi, non soltanto delle aziende organizzate. Ecco, quali sono gli oneri di sicurezza che devono adempiere e che quindi non riescono a far fronte? Dovrebbero adempiere, vabbè, a parte quelli che sono costretti a chiudere per cui non hanno nessuna possibilità, ma che so io, gli elettricisti, gli idraulici, i meccanici che se devono restare aperti, cosa dovrebbero fare? Quelle categorie che lei dice hanno degli oneri importanti. Le categorie che sono state chiuse, la maggior parte sono categorie che hanno a che fare con la relazione con le persone, e soprattutto il riferimento che facevate prima a parrucchieri, estetisti e altre categorie, centri massaggi, Sono chiusi. tatuatori, sono soggetti che non riescono a rispettare la distanza di 1 metro, e che nonostante si possano dotare di eventuali dispositivi di protezione, il rischio di non avere una copertura, di garantire una situazione tranquilla a clienti e lo stesso all'imprenditore o al lavoratore è alta, e quindi è stata inibita l'attività da questo punto di vista per questi motivi. Gli altri, in alcuni casi si tratta di imprenditori che si recano presso abitazioni o hanno a che fare con, ad esempio, gli elettricisti, gli idraulici e i manutentori in generale, possono lavorare in sicurezza, però tentano di lavorare solamente per questioni emergenziali, cioè hanno rimandato, anche perché viene richiesto dalle famiglie in generale,
tutte le attività di manutenzione ordinaria, tutte le situazioni che in qualche maniera non sono di estrema urgenza, perché in una fase del genere nessuno rischia di compromettere ulteriormente la situazione sanitaria. L'abbiamo detto tante volte, questo è il problema principale di questo momento, la sanità, l'aspetto sanitario è stato messo in maniera prioritaria davanti a tutto, anche alla possibilità di produrre reddito e di poter lavorare da parte delle nostre aziende artigiane o comunque delle aziende in generale. C'è un secondo elemento che concorre. Nel momento in cui vengono chiuse obbligatoriamente delle aziende e viene in qualche maniera obbligato in seconda battuta tutta una serie di aziende a chiudere, dovrebbe lo Stato essere nelle condizioni di garantire la sussistenza economica a tutti. Allora, il decreto cosa fa? Garantisce a tutti i lavoratori dipendenti di qualunque tipologia la sussistenza attraverso il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Chi rimane escluso da questo sono i lavoratori autonomi, i co-co-co e gli imprenditori, che avranno, così è scritto nel decreto, un'indennità pari a circa 600 euro parametrabili per il mese di marzo. Tenete conto che questo è insufficiente per la sussistenza. Sì, insufficiente, perché se parametrano 600 euro sulla base delle assenze dal lavoro e sulla base di una serie di altri parametri che vanno a rimodularla, la gente prende meno del minimo vitale. Assolutamente, effettivamente. E se non ha soldi messi da parte e se non c'è un'iniezione di liquidità, qualcuno deve garantire il cibo e la sussistenza di queste persone. Cioè, questo è il problema che noi poniamo in questa fase. Secondo elemento, gravissimo questo, le modalità operative per accedere. Allora, mettiamo che sugli ammortizzatori sociali, da quello che c'è scritto, prendiamo per buono, ci siano dei fatti concreti e ci sono procedure estremamente semplificate. Per adesso le abbiamo viste solamente sul Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, che conoscevamo già ed è già attivo da una settimana. Cioè noi abbiamo già fatto centinaia di richieste, sì, e questo fondo è già operativo. Tutti gli altri settori, domani ci sarà un incontro in regione per firmare gli aspetti operativi, ma tutti gli altri settori avranno, speriamo, procedure semplificate. Però ci vorrà del tempo per prendere le risorse. Mentre noi sappiamo che nel fondo dell'artigianato in 45 giorni i soldi arrivano, negli altri casi non lo sappiamo e quindi speriamo che ci sia il massimo della velocità. Ma per quanto riguarda gli autonomi, si parla di un click day. Sì, cioè, infatti ho sentito questa cosa terrificante. Meglio alloggia. E questo è inaccettabile perché metterebbe nelle condizioni di giocare la lotteria delle persone che in questo momento si trovano in difficoltà, hanno necessità di ricevere un sostegno. Io ho detto molto bene prima, ho sintetizzato molto bene prima una cosa: questa situazione, il primo decreto è proprio pensato per la parte legata proprio al bendaggio di una situazione emergenziale. Quello che noi ci aspettiamo è il secondo decreto, quello che metterà risorse per poter ricominciare, che è quello che ci aspettiamo tutti. E la domanda è: se questi 25 miliardi ci sono, ma non sono immediatamente spendibili, dove li recuperiamo gli altri? Ecco, lei ha fatto un'osservazione importantissima e che richiede anche una riflessione. Non c'è in questo momento la liquidità, di qual si vede neanche per il bonus babysitter, eccetera, ancora non c'è questo denaro che possa essere dato, elargito, eccetera. E il secondo aspetto rilevante, su cui anche riflettere, che certo sono 25 miliardi, a parte ripartiti in vari ambiti e settori, restano veramente delle briciole irrilevanti, perché 600 euro al mese per queste partite IVA è qualcosa di irrisorio.
Non voglio neanche pensare, penso che sia uno scherzo, quello del click day, l'ho letto anch'io e voglio sperare per dignità delle persone che sia uno scherzo, perché sennò mi sembra una cosa veramente paradossale. Ma siamo sotto le cifre stanziate dalla Spagna, cioè la Spagna non ha stanziato questa cifra qua ridicola, non dico la Germania, ma stiamo parlando della Spagna. Tenete conto di un aspetto, 25 miliardi sono una finanziaria, 25 miliardi è una finanziaria fatta in un mese. Noi avevamo dei problemi precedenti e li conosciamo anche, cioè li conoscono tutti i problemi precedenti, anche se non nel dettaglio. Un debito pubblico elevato, difficoltà di rispettare i parametri, tutta una serie di problematiche legate a una mancanza di risorse e una situazione economica che non cresceva. Se non cresce il PIL, se non cresce l'economia, c'è difficoltà a introdurre risorse ulteriori e disponibilità. La Spagna non è messa nella nostra stessa condizione, cioè, quindi i paragoni vanno fatti purtroppo con situazioni peggiori e quello che noi però possiamo dire è che in un momento l'Italia è sempre stata un paese rispettoso delle situazioni europee, è uno dei fondatori dell'Unione Europea, è quello che in questo momento sta subendo di più e quindi l'Europa da questo punto di vista dovrebbe battere un colpo, cioè dovrebbe fare la propria parte come è giusto che sia, perché se l'Europa non farà la propria parte, il rischio è che non ci siano altre risorse e quindi o ce le dà qualcun altro o non so dove andiamo a recuperarle. Dobbiamo semplicemente fare affidamento su situazioni concrete e quindi bisogna andare a prendere i soldi da chi, dove sono e da chi ce li ha. Tenete conto anche che noi siamo destinatari di centinaia di migliaia di milioni di euro, miliardi dal punto di vista di fondi europei che in questo momento, anche se guardiamo anche la nostra regione Veneto, sono il grosso delle risorse disponibili all'interno delle partite di bilancio. Quindi o l'Europa deroga a una serie di questioni e rende disponibili queste risorse per fare altro, oppure quelle risorse rimangono ferme e noi non abbiamo i soldi per finanziare una situazione di emergenza e soprattutto non abbiamo i soldi per ripartire, perché sappiamo tutti che è impossibile che i soldi siano sufficienti per gestire l'emergenza, però ci aspettiamo che ci sia un'iniezione per gestire la ripartenza, altrimenti non riusciamo a ripartire. Assolutamente. Ecco, vediamo un attimo di capire quali sono anche le fasce, le categorie professionali, che sono veramente tantissime, però magari uno non è che nel settore non se ne rende neanche conto e che sono particolarmente a rischio. Io dicevo appunto che ci hanno scritto alcuni settori professionali che hanno dovuto chiudere, che avevano la loro giro di clientela e tutto, però per appunto impossibilità operative hanno chiuso, hanno magari 1 o 2 dipendenti, però non hanno quei margini appunto come diceva lei di riserva economica per sostenersi e quindi sono veramente ridotti al cappio praticamente, erano delle mail disperate. Allora, guardi, noi oggi abbiamo presentato a Padova, ma comunque sia ci sono dei dati che sono molto interessanti anche per tutto il territorio regionale, un'indagine sulla situazione rispetto appunto alla condizione delle imprese e abbiamo rilevato che ci sono tutte le aziende che riguardano l'ambito della filiera del commercio, turismo e tutta questa parte qui che sono per effetto del decreto per secondo effetto completamente chiuse, se passiamo oltre l'80-85%. Perfetto, fermo un secondo là. Allora continuiamo su questa cosa per spiegare bene le categorie, menzionare un po' quali sono quelle coinvolte. Abbiamo iniziato con il turismo, ci spieghi meglio, restiamo insieme, però abbiamo la pubblicità di qualche secondo, quindi pubblicità, poi torniamo con lei, resti lì. Sì.